Potrebbe essere riaperta prima del previsto, ovvero il dicembre 2024, la Galleria Caltanissetta che si trova lungo la statale 640 che collega Agrigento con la città nissena e l'autostrada che conduce a Palermo. Un'opera di grande imponenza i cui lavori sono in corso da 12 anni e caratterizzata dalla realizzazione tramite l'utilizzo di potenti macchinari. Si prevede che nell'immediato e appena possa essere fruibile, qualche mese forse, si avrà la circolazione a doppio senso di marcia in quella che è la direzione che muove verso Agrigento. La galleria con i suoi 4,5 km è la più lunga a doppia canna della Sicilia ed è stata scavata con una delle più grandi tunnel boring machine mai costruite, battezzate Barbara, dal diametro record di 15,05 metri. Ogni carreggiata al suo interno avrà 2 corsie di marcia e una di emergenza. E intanto sono già pronti i lavori per il successivo varo a spinta del viadotto ad arco che permette di scavalcare l'avvallamento che si trova all'imbocco della galleria in direzione opposta. L'intera struttura dovrebbe essere consegnata nel dicembre del 2024 e sarebbe di grande aiuto a poter raggiungere più agevolmente Agrigento, capitale della cultura.